Con un video Facebook ha comunicato le sue dimissioni da presidente della regione, non alla stampa, non in Parlamento, ed oggi alla seduta dell'Ars le sedie del governo erano vuote. E mentre Musumeci parla di ragioni tecniche e non politiche, le elezioni unificate appaiono come uno schiaffo agli alleati e uno sgambetto alla sinistra. Campagna elettorale relax per il leader della Lega, alla Maggiore delle Pelagie, visita al centro di accoglienza e pernotto nella casa di Berlusconi. Arrestato 22enne pregiudicato con l'accusa di aver violentato in strada una studentessa Erasmus a Palermo. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Il presidente della regione Nello Musumeci si è dimesso. Non innanzi al Parlamento, non con una lettera istituzionale, non con una conferenza stampa o un comunicato. Nello Musumeci ha utilizzato i social, Facebook, e ha pubblicato un video esordendo subito così: il 25 settembre, oltre che per le elezioni nazionali, si voterà anche per le regionali in Sicilia. E poi ha aggiunto: non mi dimetto per ragioni politiche, ma per 4 motivi tecnici. Vediamo. Ha deciso di staccare la spina il presidente della regione Nello Musumeci e di dimettersi dalla sua carica in modo da andare all'elezione unica il 25 settembre anche per le regionali oltre che alle nazionali. Nessuna motivazione politica, lo ha comunicato nella sua pagina Facebook il governatore Musumeci, ma solo 4 motivi di natura tecnica. La prima: la chiusura delle scuole. Bisogna interrompere, dice Musumeci, le elezioni. Una cosa è farlo soltanto per il 25 settembre, l'altra è farlo anche il 6 novembre quando scade la legislatura. Secondo motivo: crescono i casi di contagio Covid, lo abbiamo visto in queste settimane. Sottolinea: immaginate cosa può succedere in autunno alla luce dell'esperienza maturata negli anni precedenti. Terzo motivo: 3 mesi in più di campagna elettorale significa che i partiti, mentre sta per concludersi quella per le nazionali, debbono raccogliere le firme, preparare le liste, cercare i candidati, definire i simboli per le elezioni regionali. Quarto motivo, e credo, dice Musumeci, sia il più importante, il più significativo: i costi che deve affrontare la regione per garantire il diritto a voto. Si parla di 20 milioni di euro, se si dovesse votare 2 volte sarebbero il doppio, 40 milioni di spese. Il buonsenso, conclude Musumeci, dice di no. Sono questi i motivi essenziali che mi hanno indotto ad anticipare la conclusione della legislatura di circa 40 giorni. Della mia decisione, prosegue il presidente dimissionario, ho già informato il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, onorevole Gianfranco Miccichè. Un saluto a tutti. Il 25 settembre in Sicilia si voterà anche per le regionali, oltre che per le politiche, come avverrà in tutta Italia. È una decisione sofferta, naturalmente, meditata, che ho adottato alcuni minuti fa dopo averci pensato per alcuni giorni. Non c'è nessun motivo politico alla fonte di questa decisione. Sono quasi tutte ragioni di ordine tecnico, di ordine procedurale, ecco, dettate dal buonsenso. Ce ne sono almeno 4 motivi perché si debba votare il 25 di settembre in Sicilia. Il primo: la chiusura delle scuole. Si vota nelle scuole, negli edifici scolastici. Bisogna interrompere le lezioni. Una cosa è farlo soltanto per il 25 settembre, altra cosa è farlo anche per il 6 di novembre, quando scade naturalmente la legislatura della regione e dell'Assemblea regionale siciliana. Non ci possiamo permettere il lusso di tenere giornate intere con la scuola chiusa. Secondo motivo: crescono i casi di contagio Covid. Lo abbiamo visto in queste settimane e siamo in estate. Immaginate cosa potrebbe accadere con l'arrivo dell'autunno alla luce delle esperienze che abbiamo maturato nei 2 anni precedenti. Se aumentano i casi di contagio, noi non possiamo garantire a tutto il corpo elettorale, e Dio sa quanto abbiamo bisogno di combattere l'astensionismo, non possiamo garantire a tutto il corpo elettorale di poter esercitare il diritto al voto, quindi di andare nella cabina. Terzo motivo:
3 mesi e più di campagna elettorale, già si sta cominciando per le politiche, significa che i partiti, mentre sta per concludersi la campagna elettorale per le elezioni nazionali, debbono raccogliere le firme, preparare le liste, cercare i candidati, definire i simboli per le elezioni regionali. Assurdo, impossibile. Uno sforzo sul piano organizzativo che crea soltanto disordine e non serve al buon andamento delle 2 campagne elettorali, non serve alla democrazia, non serve alla partecipazione della gente. Quarto motivo, che credo sia il più importante, comunque il più significativo: i costi che deve affrontare la regione, che deve affrontare la istituzione pubblica per garantire il diritto al voto, quindi i seggi, i componenti dei seggi, i servizi collegati. Parliamo di circa 20 milioni di euro, non sono pochi centesimi. Se si dovesse votare il 25 settembre e il 6 di novembre, 20 più 20 significa quasi 40 milioni di spese. Non è possibile e il buonsenso dice di no. Ecco, sono questi i motivi essenziali che mi hanno indotto ad anticipare la conclusione di 40 giorni circa della legislatura. Di questa mia decisione ho informato il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, come prevede la legge. Nel frattempo continueremo a lavorare, non è tempo di commiato naturalmente. Ho appena completato di presiedere una seduta di governo, abbiamo adottato decine e decine di delibere, come facciamo quasi in ogni seduta, e impegnato centinaia di milioni di euro, soprattutto in investimenti. Dio sa quanto ci sia bisogno di mettere in Sicilia in circolazione masse di denaro, quanto bisogno ci sia di riqualificare tutte le infrastrutture, e noi lo facciamo da 5 anni e continuiamo a farlo. Io fino all'ultimo giorno, quindi fino al 25 di settembre, lavorerò con lo stesso impegno e con lo stesso entusiasmo del primo giorno. È veramente bello andare in giro, sto andando a visitare quei comuni che non ho potuto visitare a causa del Covid. Quanto calore umano, quanta gioia, quanta bella accoglienza, quanto entusiasmo, quanto affetto. Sono le uniche cose che ripagano tanti sacrifici e tante amarezze, tanti bocconi amari. Ma di questo non parliamo perché non possiamo assolutamente guastare il momento. Per quanto riguarda quindi i commiati, li faremo dopo alla fine di questo mandato. Molti mi stanno scrivendo e chiedendo: ma sulla ricandidatura, Presidente, che succede? Bella domanda. Io sono fermo a quello che ho detto nella conferenza stampa del 23 giugno scorso, lo ricorderete. Ho detto che sono pronto naturalmente a guidare la coalizione di centrodestra per la vittoria, per garantire per la seconda volta continuativa che la nostra coalizione possa guidare le sorti della regione siciliana. Qualcuno all'interno della coalizione dice che io abbia un brutto carattere, che io sia molto rigoroso, che io sia antipatico, può anche succedere, ecco, e che quindi sono divisivo. Siccome per me la unità della coalizione di centrodestra è più importante di qualunque pur legittima aspirazione a continuare il lavoro che abbiamo iniziato 5 anni fa e ad avviare anche nuove iniziative, ho detto: se sono realmente divisivo, se non è un capriccio di qualcuno, io posso benissimo fare un passo di lato. Cercate un nuovo candidato alla presidenza, ce lo presentate, faremo conoscere le nostre valutazioni e andremo avanti. Ecco, credo di avere quindi risposto alle tante domande che in queste ore arrivano al mio cellulare, alla mail dell'ufficio e alle tante domande che mi arrivano anche per strada. Voglio infine ringraziare
Giorgia Meloni, perché per questa scelta mi ha lasciato assoluta libertà. La ringrazio per la sensibilità che ha dimostrato e che continua a dimostrare nei miei confronti. È una scelta che non ho preso a cuor leggero, è una scelta che non sottintende altri obiettivi ed altri scopi, lo dico per sgombrare il campo dagli equivoci. Dobbiamo necessariamente impedire che alle elezioni regionali si riduca il numero dei possibili partecipanti, dei possibili votanti. Noi abbiamo dei doveri ai quali dobbiamo assolutamente guardare con grande attenzione. Ecco, credo di avere detto tutto. Era giusto informare innanzitutto voi prima del comunicato stampa. Sono convinto che ci rivedremo nelle prossime giornate e nelle prossime settimane. Seguiremo assieme a voi la vicenda che caratterizza la scelta del candidato alla presidenza della regione. Intanto mi sento di dirvi grazie per l'affetto, per l'attenzione, per l'amicizia che mi state dimostrando in queste settimane, più di quanto non abbiate fatto negli anni precedenti. A presto. Una seduta surreale, quella di oggi del Parlamento regionale, assente il governatore dimissionario. Oltre alla sede del presidente della regione a Sala d'Ercole erano vuote anche le sedie del governo, dei rappresentanti della giunta. Era infatti presente in aula solo l'assessore alla formazione Alessandro Airicò, che però si è seduto tra i banchi dei parlamentari. In un'aula semivuota il presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè, ha letto la lettera con la quale il presidente della regione, Nello Musumeci, ha comunicato le proprie irrevocabili dimissioni. Come lasciato trapelare nelle scorse ore, Musumeci non si è presentato a Sala d'Ercole in quanto impegnato a Catania nella cerimonia della posa della prima pietra della nuova cittadella giudiziaria. Sulle vicende politiche non ho nulla da dire, perché tutto quello che avevo da dire l'ho detto in 8 minuti e 26 secondi. Lei ieri ha ringraziato la Meloni l'ha ringraziato stavolta, vi siete sentiti? Allora, votare il 25 settembre è un atto di responsabilità. Se io fossi stato proposto a predisporre il titolo del comunicato, avrei detto: Musumeci, 2 punti, si vota il 25 settembre. Chi è malizioso dice: Musumeci si dimette. Ma è naturale, se si deve votare il 25 settembre l'unica soluzione tecnica è quella di dimettermi. Per il resto, quale motivo avrei dovuto avere per dimettermi? Scadeva il 6 novembre la legislatura. Siamo con lo stesso governo dell'inizio, siamo con gli stessi assessori dell'inizio. Abbiamo ieri fatto una lunga giunta di 30, altra giunta ci sarà lunedì. Governeremo per questi 2 mesi tranquillamente con l'impegno di sempre. Qual è il problema? Il candidato, ho capito che, ma l'ho detto, il candidato è il presidente della regione uscente, il candidato della coalizione. Fino a quando la coalizione non dirà no, non può essere, ce n'è un altro, e debbono trovarne uno che non sia catanese, perché pare che una delle accuse è che io sia catanese, che non sia antipatico, perché pare che una delle accuse è che io sono antipatico, che non sia alto 1,85 m, quindi qualcuno di una statura un po' più bassa, che non sia mai stato coerente idealmente, e quindi ci vuole qualcuno che abbia fatto il saltabanchi, e quante altre cose, che abbia avuto qualche problema giudiziario, perché chi non ha mai avuto problemi giudiziari non può fare il presidente della regione. Non è facile o è facile trovarlo? Questo non lo so, lo lascio decidere a voi. L'importante è che questo centrodestra lavori per vincere e per non rovinare il tanto lavoro che in 5 anni è stato prodotto.
in 5 anni senza un giorno di crisi. Perché ha scelto Facebook e non l'ARS per presentare le dimissioni, Presidente? Perché l'ARS arriva dopo l'annuncio, è naturale. Io intanto devo comunicare al Presidente dell'Assemblea le mie dimissioni, poi è lui che deve convocare l'ARS, quindi l'ARS non è mai stata convocata per le dimissioni del Presidente della Regione, perché il Presidente dell'ARS non lo sapeva, è naturale. C'era una convocazione comunicazione, ma non del Presidente. Io ieri sera ho parlato col Presidente dell'ARS, gli ho comunicato anche verbalmente la mia volontà di dimettermi, ha consultato i capigruppo, non ha ritenuto doversi fare una seduta per le comunicazioni se non seguita da dibattito. Nella prassi, come sapete, delle esperienze precedenti non c'è dibattito. Col Presidente abbiamo concordato di evitare la seduta dell'Aula. Presidente, ieri nel suo messaggio ha detto fatemelo conoscere il Presidente. Berlusconi nel frattempo chiama Stefania Prestigiacomo e le dice sei candidata. E lei vuole impedire a Berlusconi di chiamare un suo parlamentare? Certamente no. Salvini sta chiamando i suoi, Cesa ha chiamato qualche altro. Mi pare giusto che ognuno si adoperi per trovare il candidato, che non sia con tutte quelle cose che abbiamo appena detto. Se lei non sarà candidato, si candiderà alle politiche? Se è un candidato catanese, ma al di sopra delle parti, se è un candidato coerente, se è un candidato persona per bene, se è un candidato che ha speso col suo governo di centrodestra oltre 5 miliardi e mezzo, se è un candidato che non ha assolutamente procurato un solo giorno di crisi, se è un candidato che non ha cambiato 56 assessori, e allora se ne può parlare. Signori, siamo su scherzi a parte. Io invece vorrei... Se non sarà lei il candidato, si candiderà alle politiche a Roma? Nel mio progetto futuro non c'è in questo momento alcuna previsione. L'unico mio obiettivo in questo momento è tornare a portare alla vittoria il centrodestra per completare il lavoro che abbiamo iniziato e per avviare nuove iniziative. Voglio servire la mia terra. Chiusa questa partita se ne possono aprire 1000 altre, ma in questo momento sul tavolo non c'è alcun baratto. L'ho detto nella conferenza del 23 di giugno e lo ripeto adesso. Prima chiudiamo la vicenda della Regione, per la quale non ci sono contropartite. Dietro le quinte si vocifera che quello di Musumeci sia stato uno schiaffo ai partiti alleati che non lo hanno ricandidato e che Giorgia Meloni lo abbia invitato espressamente a non dimettersi. Lui ha smentito, ma un election day spiazza anche la sinistra e chi non ha un riferimento nazionale. Insomma, che sia strategica o tecnica, è una mossa che porta conseguenze e lega la Sicilia a Roma. Arturo Cantella. Votare alle regionali Election Day il 25 settembre, secondo alcuni analisti, consentirebbe di sfruttare anche in Sicilia il prevedibile traino del successo elettorale di Giorgia Meloni, principale sponsor della ricandidatura di Musumeci. Dopo l'intesa siglata tra il movimento Diventerà Bellissima, fondato dallo stesso governatore, e Fratelli d'Italia, un modo insomma per rafforzare il proprio peso elettorale, nello stesso tempo giocare d'anticipo rispetto al durissimo scontro politico che si sta consumando nel centrodestra in Sicilia. La coalizione è infatti spaccata sul nome del candidato da opporre alla Partito Democratico Caterina Chinnici, designata in seguito al risultato delle primarie, alle quali ha partecipato anche il Movimento 5 Stelle, e all'altro candidato, il sindaco di Messina Cateno De Luca, da mesi già in campagna elettorale. Il leader di Forza Italia, onorevole Miccichè, strenuo oppositore del bis di Musumeci, ha lanciato in pista l'ex ministro azzurro Stefania Prestigiacomo, mentre il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso della sua visita a Lampedusa, ha annunciato che presto sceglierà il nome del suo candidato governatore. Tra i nomi papabili, quelli dell'onorevole Pagano, già assessore regionale ai beni culturali, e quello dell'onorevole Minardo. Per la Prestigiacomo è arrivato anche il beneplacito del premier Silvio Berlusconi, che ufficialmente l'ha proposta. La Prestigiacomo così ringrazia
Berlusconi e lo stesso Miccichè. Da siciliana profondamente legata alla mia terra non posso che ritenere la proposta della candidatura alla presidenza della regione un onore altissimo e un'altrettanto altissima responsabilità. Sono dal 94, continua l'ex ministro Prestigiacomo, una militante di Forza Italia, ricorda la parlamentare azzurra, un partito che mi ha dato tanto, al quale ho dedicato tutto il mio lavoro politico. Oggi come ieri il mio impegno è a disposizione dello stesso. Per quanto riguarda la regione siciliana, sottolinea l'onorevole Prestigiacomo, ritengo essenziale cosa stia accadendo per la definizione delle candidature e dei programmi a livello nazionale, che la coalizione di centrodestra trovi le ragioni dell'unità sia in termini di proposte programmatiche che per la candidatura alla presidenza. La forza della nostra alleanza, continua la Prestigiacomo, è sempre stata l'unità di intenti con la quale ci siamo presentati dinanzi agli elettori. Venire meno a questo tratto distintivo, conclude, significherebbe disperdere il patrimonio di credibilità e di fiducia che i siciliani ci riconoscono e favorire così una sinistra senza idee che ha come unico obiettivo la restaurazione. Matteo Salvini a Lampedusa, campagna elettorale relax per il leader della Lega, prima all'hotspot e poi notte nella villa di Berlusconi. C'è il servizio. Il pomeriggio tra i migranti dell'hotspot di Lampedusa, dove oltre 600 anime stanno sbattute su un materasso con 40 gradi all'ombra, e la notte nella lussuosa Villa Bianca incorniciata da 2 palme giganti che Berlusconi comprò nel 2011 per un paio di milioni. Matteo Salvini torna sull'isola delle Pelagie, terra di sbarchi, generosità e polemiche politiche, per 2 giorni tra campagna elettorale e relax. Un giro ieri tra i bambini, donne incinte e ragazzi trattati in modo indegno per un paese civile. Un giro in barca questa mattina alla scoperta dell'isola che per il leader della Lega è il simbolo di come non può funzionare l'accoglienza dei migranti. È un pernottamento nella maison di proprietà di Berlusconi. Un invito che è un segno di affetto da parte dell'ex premier, ma anche un segnale di sostegno politico. Il leader della Lega dall'hotspot dice: sono condizioni indegne di un paese civile, con migliaia di persone ammassate, e non si tratta a suo dire di un problema di gestione quanto di un Ministero dell'Interno che non fa il suo lavoro. Vanno ringraziate le donne e gli uomini in divisa che a centinaia garantiscono l'ordine, le regole, i diritti e la sicurezza di chi sbarca, dei lampedusani e dei turisti. L'obiettivo è di riportare questo centro, che è il più grande centro d'accoglienza d'Europa, a dimensioni normali, civili, come già facemmo in passato. Ricordo nel 2018 e nel 2019 l'immigrazione era assolutamente sotto controllo, il contrasto ai trafficanti di esseri umani e agli scafisti era assolutamente effettuato, avevamo dimezzato il numero di morti dispersi in mare, e in questo centro, invece di arrivare a punte di 1500 ospiti ammassati per terra, che non è un trattamento degno di un paese civile, arrivavano alcune decine di persone. Quindi qual è l'obiettivo del futuro governo, se gli italiani sceglieranno la Lega e il centrodestra? È tornare a controllare, a proteggere i confini, a dare sacrosanta accoglienza a chi scappa davvero dalla guerra, che è una minoranza di coloro che arrivano in Italia, e tornare, ripeto, a proteggere. Io ho parlato col sindaco di Lampedusa, dietro questo centro ci sono enormi problemi per l'isola, problemi di rifiuti, problemi di acqua, problemi di tasse, problemi di salute. C'è un elicottero di soccorso, se c'è bisogno ovviamente di portare in Sicilia uno degli ospiti del centro immigrati, per i lampedusani e i turisti l'elicottero non c'è, e quindi siamo già al lavoro per una legge sulle isole minori, non solo Lampedusa, tutte le isole minori italiane che hanno problemi di salute, di scuola, di tasse. Stiamo lavorando in queste ore per azzerare le accise sui carburanti e sul gas per Lampedusa e Pantelleria fino al 2023. Il tema immigrazione può essere un tema tenuto sotto controllo, accogliere degnamente chi ha diritto, ma in questo mese di luglio sono sbarcati più immigrati che non in tutto il 2019. Quindi vuol dire che qualcosa nella gestione dell'ordine pubblico e nella protezione dei confini non funziona. Com'è la situazione dentro? Ci sono 600
550 ospiti ovviamente escono, rientrano, sbarcano, abbiamo visto gli ultimi arrivi dell'ultimo sbarco degli ultimi minuti. Ovviamente per un posto che ha 380 di capienza massima, arrivare come quest'estate è già successo a 1500 vuol dire garantire condizioni disumane, non per la cattiva volontà di chi ci lavora, e ripeto, avere già più di 100 persone dell'ordine pubblico impegnate qua a Lampedusa significa sottrarle alla garanzia dell'ordine pubblico nel resto del paese. Però non possono fare miracoli, quindi se tu in una stanza che accoglie 3 persone ne metti dentro 30, è chiaro che si rischia. Poi c'è il presidio dell'esercito fuori, c'è un sistema di videosorveglianza, quindi i problemi di fughe, di scontri, di incidenti degli anni scorsi sono superati, però ritengo indegno di un paese civile non offrire degna accoglienza a chi la merita, perché chi scappa dalla guerra è riconosciuto come tale. C'è circa un 15% di rifugiati che vengono riconosciuti come rifugiati, non può essere ammassato per terra sui materassi a 40 gradi, però non possiamo spalancare le porte dell'Italia a migliaia di clandestini che non scappano dalla guerra. Quindi il ragionamento è di garantire le regole, i controlli, la sicurezza, e vado con orgoglio ricordando che con i decreti sicurezza in vigore i morti erano dimezzati. È chiaro che più gente parte, più gente sbarca, più gente muore. Nelle prime ore di oggi la Polizia di Stato, su disposizione della locale Procura della Repubblica, ha eseguito un provvedimento che dispone la misura cautelare della custodia in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Palermo nei confronti di un 22enne pregiudicato per reati in materia di stupefacenti, presunto responsabili di lesioni personali e violenza sessuale in pregiudizio di una cittadina tedesca. Il provvedimento cautelare nasce a seguito delle indagini lampo che la squadra mobile di Palermo, seguendo le direttive dettate dalla Procura della Repubblica del capoluogo, ha intrapreso a partire dalla notte dello scorso 29 luglio, quando gli agenti intervenivano in via Polara nel quartiere Noce, laddove veniva segnalata una ragazza che chiedeva aiuto. La giovane studentessa tedesca, residente in questo centro perché impegnata nel progetto universitario europeo Erasmus, dava agli operatori una prima rappresentazione di quanto accaduto, riferendo di essere rimasta vittima dell'aggressione di uno sconosciuto che l'aveva sorpresa lungo la strada che stava percorrendo per rincasare. Stando al racconto della vittima, l'uomo l'aveva spintonata facendola cadere a terra, immobilizzata e infine costretta a subire atti sessuali. Al racconto della vittima, accompagnata poi al più vicino ospedale per ricevere un primo soccorso medico, faceva riscontro quanto registrato da una serie di impianti di videosorveglianza della zona. Gli elementi indiziari emersi dalle indagini inducevano l'autorità giudiziaria a emettere un ordine di cattura. L'uomo è stato condotto al carcere Pagliarelli Lorusso in attesa di processo. La Polizia di Stato di Agrigento nelle scorse settimane ha svolto numerosi controlli in varie zone del centro e in particolar modo in quelle balneari che richiamano in questo periodo molti tra turisti e avventori. Sono stati effettuati controlli amministrativi a 10 esercizi commerciali e a 3 di questi sono stati contestati illeciti, 2 i provvedimenti di chiusura definitiva. Il nostro direttore Arturo Cantella. Parliamo di questi controlli che state facendo per la Movida a San Leone e i risultati che avete ottenuto. Quest'ora. Bene, abbiamo ottenuto dei risultati. Intanto abbiamo chiaramente controllato il rispetto delle norme giuridiche e delle norme che prevedono la sicurezza dei locali per quanto riguarda l'esercizio di particolari e peculiari attività. 2 locali sono stati trovati sprovvisti di alcuna licenza e di alcun rispetto della normativa prevista per l'agibilità del locale che funzionava da discoteca, e chiaramente 2 locali sono stati chiusi con cessazione dell'attività e quindi chiusura dell'esercizio. Per gli altri alcuni sono stati trovati regolarmente secondo normativa e alcuni sono stati contravvenzionati per violazioni della normativa, ma di cose chiaramente di minore importanza, tanto da non generare la chiusura dell'esercizio. Noi controlliamo chiaramente la movida selvaggia perché a noi interessa il rispetto delle norme di legalità, delle normative previste da quelle di settore specifico per l'esercizio dei locali, per le attività chiaramente sia di discoteca sia di piano bar e tutte le attività connesse, e ci importa a tal punto che
assieme a tutte le altre cose che facciamo per rendere sicura l'estate, ci interessiamo di questo per garantire al cittadino il divertimento, però in assoluta sicurezza. Ora più che mai proseguiranno i controlli, si avvicina il periodo ferragostano. Certamente, sicuramente programmeremo tutta una serie di attività sul territorio secondo quanto stabilirà il Comitato dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto, e ci faremo chiaramente portatori di quelle che sono le necessità del territorio e le attenzioni dovute proprio per garantire un Ferragosto in piena ed assoluta serenità. Un riscontro sui controlli in provincia, nei maggiori centri della provincia estivi, non solo a San Leone, se ce lo può dire. Sì, noi abbiamo fatto anche il centro storico di Agrigento su via Atenea, abbiamo fatto anche Canicattì, Licata, molti controlli anche nella zona marina periferica, e abbiamo constatato chiaramente che il rispetto c'è stato da parte di alcuni e il rispetto non c'è stato da parte di molti, per cui le attività sono state chiuse. I controlli continuano incessantemente da parte della Polizia di Stato in tutto il territorio agrigentino, non solo a San Leone. Sì, assolutamente sì, noi continueremo a svolgere il nostro compito di cabina di regia ragionata, compendiando le risultanze tanto dell'attività di controllo del territorio ordinaria che viene quotidianamente svolta dai nostri equipaggi, quanto l'attività informativa che gli specifici settori e in particolar modo l'amministrativa espleta con particolare riferimento ad attività ad alta vocazione turistica, perché il periodo dell'anno è quello che richiede, ma soprattutto anche gli input preziosi e il feedback che ci viene fornito dalla cittadinanza attraverso segnalazioni, attraverso esposti, attraverso il confronto con appunto il cittadino, che noi come istituzione dobbiamo curare con grandissima attenzione. Da tutto questo patrimonio informativo naturalmente noi caliamo il dato e pianificheremo le conseguenti attività al fine di garantire quel delicatissimo equilibrio che esiste fra il diritto all'impresa, che mai come in questo momento, insomma, in cui si cerca di far ripartire una macchina imprenditoriale è importante, con quello sacrosanto dei cittadini ad avere garantiti i propri diritti di pacifica convivenza e di serenità sul territorio. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Il giardino di Farm Cultural Park a Favara ha ospitato la prima giornata della quarta festa delle eccellenze italiane in Europa. Durante la serata si è discusso delle potenzialità del territorio di risorse e dell'importanza della certificazione dei prodotti Made in Italy. Arturo Cantella. Quarta festa delle eccellenze italiane in Europa, oggi con un parterre qualificato di ospiti, una manifestazione che dura 3 giorni, 2023 anno del turismo di ritorno, italiani all'estero, una risorsa per Pannone sempre impegnato in questo settore. Gli italiani all'estero sono quasi 80 milioni, cioè una nazione, Italia, in tutto il mondo. Gli 80 milioni abbiamo immaginato col progetto del turismo di ritorno, che è il tema principale anche dei fondi del PNRR, se tornassero nei luoghi nativi potrebbero riqualificare non solo demograficamente i nostri borghi, le nostre città, ma possono assolutamente dare l'opportunità al recupero non solo delle radici e delle tradizioni, ma anche al recupero di 2 punti percentuali di PIL. Infatti si è calcolato che si potrebbero recuperare ogni anno 34 miliardi di euro. Da questo concetto parte la nostra festa eccellenza italiana in Europa, per riqualificare il nostro pensiero rispetto agli italiani all'estero, ai nostri immigrati, che sono una risorsa e soprattutto sono un'opportunità da dover cogliere, perché essi sono materialmente all'estero i portatori del Made in Italy, sono i portatori del know-how italiano, sono i portatori di una grande eccellenza. In questi giorni premieremo anche quelli che si sono distinti all'estero, nel campo artistico, culturale, e daremo delle targhe anche alla memoria. I ristoranti italiani con la bandiera italiana sono i portatori di club e ambasciate, sono i portatori del tricolore, sono i portatori della nostra storia. Questo è il nostro progetto, questa è la nostra visione per i prossimi anni. Ecco, cosa ne pensa di questa iniziativa del professor Arnone sulla festa delle eccellenze italiane in Europa e quale sarà il suo contributo?
La presenza di queste eccellenze che girano un po' in tutto il mondo, considerato che l'Italia è il luogo di origine di tanti e tanti prodotti tipici, rappresentano un po' di per sé degli ambasciatori che girando un po' per tutto il mondo portano a testimonianza di tutti questa ricchezza patrimoniale che è data appunto da produzione di grande eccellenza, prodotti che sono a marchio e quindi prodotti che possono sicuramente trovare grandi aspettative nei consumatori, e questo interesse lo si vede al contrario, cioè nel senso che abbiamo quasi 40 miliardi da 40 a 50 miliardi di produzione di eccellenza che vengono totalmente falsati, per cui risulta nel complessivo la produzione che può incidere con marche europee di quasi 250 miliardi, quindi questo volume così elevato che si trova un po' sciorinato in tutto il mondo ci dà contezza del grande valore e dell'importanza che hanno i prodotti tipici nel mondo. Ecco, qual è il ruolo dei piccoli imprenditori all'interno di questo contesto? Il contesto mi permette di presentare il marchio collettivo che Assoapi ha chiesto alla Comunità Europea, che consente di certificare la qualità dei prodotti made in Italy e quindi elevare il livello di attenzione sui prodotti italiani e garantendo anche la possibilità di verificare e di controllare le alterazioni che si fanno a danno di tutti i nostri prodotti tipici, e quindi si inserisce perfettamente in un contesto in cui il progetto è quello di difendere e valorizzare i prodotti italiani. E sono qui perché ho oggi il compito di parlare di internazionalizzazione dei prodotti italiani e credo che è il valore più grande, più importante, più significativo che l'Italia può oggi vantare. È importante, appunto fondamentale, parlare del Made in Italy anche in Europa per far conoscere i nostri prodotti. L'Europa li conosce i nostri prodotti, il problema è creare un punto di riferimento, una casa comune che non possa essere, come dire, in qualche modo confusa rispetto al grande mercato della clonazione. Questo è il vero grande problema dell'Italia. L'Italia è oggi un brand che, come diceva prima, è fatto di miliardi, e oggi noi abbiamo il dovere e abbiamo la responsabilità di salvaguardare. Io credo che questo appuntamento di oggi è uno degli appuntamenti più significativi che merita l'attenzione. Siamo qui presenti per cercare di trattare un tema molto importante, che è quello della maggior parte dei ragazzi che spesso decidono di studiare fuori sede e quindi non riescono a dare molta importanza al nostro territorio. Quindi il mio appello, grazie anche comunque alla collaborazione di tanti ragazzi che ogni giorno si spendono per lavorare su questo tema così importante, è quello di riuscire a dare un auspicio, cioè riuscire ad essere forti nel cercare di mantenerli qua in Sicilia e di riuscire anche a valorizzarla. Quindi è importante fare un appello del genere, non soltanto con l'università ma anche con il territorio stesso, cercando di mettere in prima fila i giovani. Quanto è importante un'iniziativa come questa, proprio portata avanti dal professor Arnone qui a Favara? Io penso che sia importante in tutti i comuni della nostra bella Sicilia, perché il Made in Italy è un marchio del quale ci possiamo onorare di avere almeno, credo, il 50% del merito come siciliani, e poi i talenti a Favara sono veramente tanti nell'artigianato, nella cultura, nel mondo dell'arte, e quindi è bello poterli mettere in risalto, è bello poter parlare quindi anche di cose belle, di iniziative lodevoli e di personaggi, persone che portano veramente alto il nome di Favara con il loro talento, con le loro arti, con le loro capacità, nonché i nostri prodotti tipici e quello che possiamo offrire dalla nostra terra. Porto qui saluti del sindaco, che era invitato a questa illustre manifestazione che ogni anno, grazie al professore Arnone, sta riportando un tema fondamentale per la nostra città, per la nostra regione, perché gli emigrati sono stati sempre una risorsa per questa terra, e puntando soprattutto a quelle persone che all'estero si sono contraddistinte, tant'è che l'organizzazione si chiama Eccellenze nel Mondo, e quindi siamo qui a onorare e a dare lustro a queste persone che portano in alto il valore di noi siciliani. Nuove opportunità di lavoro a Messina, sono 100 le assunzioni annunciate in Messina Servizi Bene Comune, diverse le figure ricercate. Vediamo.
Mi fa piacere aver lasciato con quello che noi abbiamo detto che avremmo fatto, e cioè quello di internalizzare i servizi della gestione del verde. Noi siamo partiti l'anno scorso con questo contratto aggiuntivo, ma siamo partiti dicendo che inizialmente sarebbe stato fatto con l'esternalizzazione e con l'affidamento all'esterno, ci voleva il tempo per poter fare anche le procedure, e poi c'è stata la campagna elettorale e noi abbiamo evitato di pubblicare qualsiasi avviso che prevedesse assunzione sotto campagna elettorale per appunto stroncare qualsiasi forma di strumentalizzazione. Era tutto pronto già dal mese di dicembre, lo abbiamo riavviato subito dopo l'elezione del sindaco Basile, la prossima settimana si andrà in Gazzetta e quindi ci saranno altre 100 opportunità di lavoro per la città di Messina dopo averne stabilizzato 150, non dimentichiamole, nel mese di maggio. Quindi lascio un'azienda che è con 250 unità assunte, lascio un'azienda economicamente solida che avevo trovato con 300.000 euro di capitale sociale, con oltre 2 milioni di euro di capitale sociale senza aver chiesto un solo centesimo al socio, e con incassi ottenuti dalla raccolta differenziata che ci hanno consentito di fare oltre 15 milioni di euro di investimento per circa 6 milioni di euro. Quindi questa è l'attività che abbiamo svolto in questi 4 anni, correndo notte e giorno senza mai fermarci un secondo, e adesso i risultati sono qua. Rassegna Teatri di Pietra Eraclea Minoa, ieri il secondo spettacolo. Vediamo. Eraclea Minoa, secondo appuntamento dei Teatri di Pietra, un appuntamento diventato ormai importante per il comune di Cattolica Eraclea nella splendida cornice archeologica di Eraclea Minoa. Quest'anno anche una nuova location in un posto molto bello dove si vede anche il mare. Sindaco. Sì, per noi i Teatri di Pietra hanno un valore importante per valorizzare il nostro territorio, ed è ormai una cosa costante ogni estate organizzare queste tragedie, perché c'è una forte attrazione dell'Interland di persone che vengono a vedere queste tragedie greche, e quindi ci serve per valorizzare sempre di più il nostro territorio. Quest'anno siamo sopra Capobianco, in cui la location si vede tutto il mare ed è fantastica, favolosa. Invito tutti a venire e a vedere questi spettacoli. Uno impegno, diciamo, costante, che lei anche nella seconda ricandidatura è stato rieletto, ci ha tenuto a portare avanti. Sì, è un impegno che abbiamo, sono stato riconfermato e ringrazio i miei concittadini. Abbiamo tanto lavoro in corso, tanti finanziamenti in corso, intanto Minoa ci sono diversi finanziamenti, alcuni già pronti che stanno lavorando per appartare lavori, sia in avanti la zona archeologica, tutta la pavimentazione e l'illuminazione, la casa ex di Benedetto di Faro Gello multimediale, siamo in procinto che i nostri tecnici stanno lavorando per iniziare i lavori di ripascimento, tanto atteso da 4 anni, e ringrazio sempre la Regione perché è stata sempre vicina alle problematiche dell'Eraclea Minoa. Siamo in attesa dell'illuminazione dell'Eraclea Minoa, cercheremo anno dopo anno di portare qualche cosa in più, perché sono zone che hanno delle risorse, delle potenzialità e dobbiamo usufruire. Come va la stagione estiva? So che avete anche un cartellone ricco nel paese di Cattolica, oltre ai Teatri di Pietra. Sì, quest'anno la stagione estiva col troppo caldo abbiamo un mare fantastico, perché in Sicilia possiamo dire che giugno, luglio l'affluenza è stata enorme, siamo orgogliosi noi siciliani perché l'affluenza dei turisti siciliani è numerosa, quindi dobbiamo cercare sempre di investire di più sul turismo, garantendo servizi, perché i turisti vogliono servizi e dobbiamo tutta la Sicilia, specialmente zone come noi che siamo carenza di servizi, di iniziare a cercare di puntare su questo punto. Ad esempio noi col Flaghi stiamo cobrando 9 bagni chimici per garantire i servizi. I servizi igienici sono la risorsa che ci manca a volte in alcune zone della Sicilia, e i turisti non si devono lamentare, devono trovare tutto. Dobbiamo essere accoglienti perché abbiamo un'ottima cucina, abbiamo un'ottima cultura, abbiamo un mare esemplare, quindi dipende da noi. Questi turisti parleranno ogni anno. Allora, parliamo dello spettacolo, la tipicità di questo spettacolo e di cosa parla. Stasera noi mettiamo in scena i Menecmi di Plauto. Noi siamo un collettivo, ci chiamiamo Van, verso altre narrazioni, e tendiamo a prendere il mito e i classici. Siamo tutti quanti diplomati all'Inda di Siracusa e prendiamo i miti e i classici e cerchiamo di renderli accessibili a qualunque fascia di età. Questa è una commedia molto divertente che noi abbiamo rivisitato in chiave musicale, nel senso che abbiamo musicato alcune parti del testo per renderle ancora più parossistiche.
e questo spettacolo sta circuitando adesso nei teatri di pietra e noi siamo un collettivo, quindi la regia è collettiva, c'è una visione orizzontale del teatro, noi andiamo contro questo senso dell'individualità e stiamo creando una vera e propria comunità che sta raccogliendo poi tante persone. Abbiamo avuto l'aiuto di Carlo Gilet che ci ha aiutato nelle scenografie e questo spettacolo secondo me è da vedere, nel senso che il pubblico che l'ha visto ha riso, è stato felice e questa cosa per noi è una grandissima gioia, perché quando una persona esce dal teatro contenta e dice ripagherei il biglietto per vederlo o anche solo ha voglia di tornare a teatro, noi abbiamo fatto il nostro dovere, perché ovviamente lavoriamo per loro. Una sintesi dello spettacolo, di cosa parla la storia? La trama, diciamo, la trama sono due gemelli che si sono persi e un gemello è rimasto a Trapani, l'altro invece è campano e il gemello rimasto diciamo in Campania va a cercare l'altro gemello in giro per tutta l'Italia e oltre e arriva nella città in cui c'è e si creano tutta una serie di equivoci perché le persone li confondono e quindi si creano diversi problemi per Menecmo 1 che sono io e Menecmo 2 che è quello che arriva, che è Ivan Graziano, per cui si creano delle situazioni molto esilaranti con dei personaggi molto particolari. Poi il cast è vario, siamo appunto tutti diplomati all'Inda di Siracusa e c'è molta musica, c'è molto gioco, molto divertimento e speriamo che questo spettacolo possa essere visto da tante persone. Nominiamo il cast magari? Sì, abbiamo Gabriele Rametta e Andrea Di Falco che fanno rispettivamente Cilindro e Il Vecchio, oltre che il prologo, e il servo in scena che noi abbiamo aggiunto e il medico, che sono anche coloro che hanno musicato tutto quanto lo spettacolo. Poi c'è Gabriele Manfredi che fa Spazzolino e Andrea Palermo che fa Messenione, che è il servo di Menecmo 2. Menecmo 1 sono io, Andrea Pacelli, Menecmo 2 è Ivan Graziano, poi abbiamo Riccardo Rizzo che fa Erozio e Ornella Matranga nel ruolo della moglie. Poi è uno spettacolo molto corale per come è stato costruito, quindi tutte le persone fanno più ruoli e hanno più entrate rispetto al testo, perché ci piace comunque questa sensazione di coro e di collettività anche in queste situazioni che tendenzialmente avrebbero due personaggi che parlano, che riescono a dinamizzare il tutto e rendere anche lo spettacolo più dinamico. Prossimo appuntamento? Per chi vuole vedervi? Il prossimo appuntamento sarà domani, il 5 a Caltanissetta, il 9 agosto a Siracusa al Castello Magnace, l'11 agosto a Cefalù e il 18 agosto a Palazzola Creide e poi speriamo di riuscire a metterlo in diverse piazze anche nel continente poi nella stagione. Io vi aspetto a teatro e spero che comunque a vedere questo spettacolo, a vederne altri, ci andate sempre di più, perché è un rituale che va tenuto forte e che può dare tanto, quindi vi aspettiamo a teatro. 29esima edizione del trofeo podistico AICS Città di Ravanusa. Il tradizionale appuntamento podistico internazionale di mezz'estate è in programma nella cittadina dell'Agrigentino domenica prossima 7 agosto. La manifestazione, organizzata dalla ProSport dell'AICS Sicilia con il patrocinio del comune di Ravanusa, dell'assessorato regionale al turismo e della FIDAL e della FISPES. La manifestazione, oltre a essere inserita nel calendario nazionale della FIDAL, sarà valida anche come gara nazionale FISPES. Partenza alle ore 19 sul velocissimo percorso di 1 chilometro da ripetere più volte. In gara ci saranno anche i più forti podisti che il movimento amatoriale siciliano può esprimere in questo momento. Sono circa 200 gli atleti iscritti che si daranno battaglia nel velocissimo percorso per tutti 6 giri per un totale di circa 6.000 metri da correre a perdifiato tra 2 ali di folla. Terzo tempo all'insegna del rinfresco e dello spettacolo. Subito dopo la gara ad atleti e accompagnatori sarà offerto un bicchiere di granita e a seguire le premiazioni assolute e di categoria. Messina si prepara per la rievocazione dello sbarco di Don Giovanni d'Austria. Il servizio. Sono 14 anni che questo evento con il Ministero dei Beni Culturali è diventato un evento, uno dei grandi eventi dell'agosto messinese, chiaramente di cui la Vara è l'elemento principe, che consente alla città di Messina di avere un panorama euro-mediterraneo. Sono 5 paesi dell'Unione Europea interessati a questo evento, avremo qui alcuni dei loro rappresentanti. Il Ministero dei Beni Culturali l'ha dichiarata una delle manifestazioni più importanti d'Italia e la più importante del sud d'Italia
Avremo proprio qui un delegato del Ministero che dovrà documentare questa manifestazione e poi delegati dalla Spagna, delegati dalle Isole Canarie, delegati anche da diverse città italiane. È un evento, dicevo, euromediterraneo che pone la città di Messina al centro di un importante tema che è quello dello scontro e dell'incontro tra le culture. Messina è sempre stata crocevia di culture e ha visto in questo porto mercanti e galee. E oggi non parliamo più della battaglia, ma parliamo di un evento importante in cui il figlio di Carlo V viene accolto con grandi fasti dalla città di Messina, quindi una pagina di storia da recuperare che adesso ha fatto riconoscere la nostra città dai veneziani, dai greci, dagli spagnoli e anche dai tedeschi. E soprattutto pone l'accento, dicevo, sull'importanza adesso di mettere da parte lo scontro e di parlare di un Mediterraneo di pace, un Mediterraneo fatto di incontro, di scambi culturali, di turismo culturale che provoca adesso un grande indotto chiaramente con questa manifestazione anche all'interno della nostra città attraverso alberghi, attraverso ristoranti e operatori chiaramente del turismo come anche i trasporti e tutto quello che c'è come indotto. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.